Il nome svetta nero su bianco sul cartello di entrata e addosso al fondale di vegetazione marittima che circonda quel lembo di strada accidentata. L'asfalto è bullizzato dalla pineta che lungo il tratto di statale si mangia anche la segnaletica. Già dalla comparsa dei primi campeggi sulla destra, quelli dietro la spiaggia, aspettava il pizzicotto al cuore che avrebbe provato leggendo Benvenuti a Punta Ala. Invece non ha sentito nulla. Eppure a Bianca pensa spesso. Non a lei come è ora, a dove si trova, a cosa è diventata. Questo non le interessa. Non più di quanto le interessi la vita di uno sconosciuto avvistato al semaforo. Pensandola è se stessa che vorrebbe inquadrare. Come una lente, Bianca è il filtro dei suoi occhi e il suo giudizio di allora che da sempre la ossessiona. Ora si chiede cosa avesse capito, se abbia mai saputo davvero, a cosa somigliasse dalla sua prospettiva. Nel vaso di Pandora, Bianca qui avrebbe saputo trovare un mito più interessante. Dentro quel pozzo che avevano liberato insieme, c'era tutto di lei. Il suo siero di adulta che dal sottosuolo è schizzato alla luce e l'ha proiettata lontano. Il brano che avete ascoltato è tratto dal romanzo Marea. L'autrice e voce che sentirete in questa puntata è Laura Nicchiarelli. Sono Silvia Lucini e questo è Voce ai Libri, un podcast prodotto da Cora Media in collaborazione con Intesa San Paolo On Air. Per non perdere gli episodi di Voce ai Libri, clicca il tasto Segui e attiva la campanella. E se ti va, metti 5 stelline su Spotify. I luoghi di questa storia sono due. Uno l'abbiamo sentito, qual è Punta Ala, l'altro è Londra. Posti lontani, non solo geograficamente. La Londra che leggiamo è quella dei club e delle vite faticose, mentre Punta Ala è Punta Ala, un posto dove la fatica di vivere, almeno apparentemente, non esiste, perché ci sono il mare, il forno, i corpi giovani e il profumo di shampoo. Ma se i luoghi sono certamente due, non così certo il numero dei protagonisti. Sicuramente Nico, che vive a Londra ma torna a Punta Ala per un weekend con la ragazza che ama, Daphne. Certamente il protagonista è anche Leo, scrittore che non riesce più a scrivere e che coglie l'invito dell'amico Claudio per un weekend al mare. E lo sono Bianca e Camilla, cresciute insieme nell'estate a Punta Ala, fino a quando un desiderio represso ha mandato all'aria la loro amicizia. Sono tornate anche loro lì, quel weekend. È un libro pieno di storie intrecciate, di assenze e presenze, di tradimenti veri e immaginati. Laura, questo è il tuo primo romanzo e io agli esordienti chiedo sempre la stessa cosa. Perché hai iniziato con questa storia? Che cosa ti stava a cuore raccontare? La storia parte da racconti separati che io ho seguito all'inizio parallelamente e non riuscivo a capire come si sarebbero potuti incontrare, perché non avevano granché in comune. Poi ho capito che quello che condividevano non era tanto un argomento, non era la trama, ma un ritmo, che è quello della marea, che assomiglia all'andirivieni tra passato e presente, al ritmo della nostra memoria. Al tempo stesso il ritmo aveva bisogno anche di uno scenario, perché credo che scrivere sia prima di tutto un atto sensoriale e per me è difficile immaginare un personaggio se non so cosa vede dalla finestra, se è freddo, se è caldo, se c'è lo smog o c'è un albero davanti a lui. E da questo sono riuscita a proprio far lavorare anche la mia di memoria e scegliere un luogo che li accomunasse tutti, che è Punta Ala. Che c'entra con la tua memoria, quindi? Sì, è il luogo dove sono sempre andata al mare da piccola e dove poi ho smesso di andare verso i 18 anni perché mi stava stretto, perché volevo viaggiare e era anche quello parte della mia ribellione rispetto alle usanze della famiglia. E è un luogo che si contrappone a Londra nel libro, ma anche nella mia vita, perché è appunto il luogo della memoria del passato e Londra è la città dell'autodeterminazione, dove il regalo che ti fa la città è l'anonimato e quindi partendo come un foglio bianco si riesce a determinarsi attraverso soltanto l'esperienza, attraverso le proprie azioni. Tutto inizia il giorno in cui Nico, bambino, si allontana dal tavolo dove lui e sua madre stanno mangiando, a Punta Ala, e sparisce per 7 ore. Queste 7 ore non le racconterà mai a nessuno.
non le ricorderà. Nico scappa perché è arrabbiato. Con loro al tavolo c'è un uomo che sembra flirtare con sua madre. È questo il primo dei tradimenti veri o presunti di questa storia? Sì, assolutamente. Io lo immagino come presunto. Lascio al lettore la fantasia di inventare altri scenari. Però secondo me un altro tema di questo libro è le scelte, sono le scelte che uno fa. Qui c'è una scelta della madre di Nico, che ha una relazione difficile col padre di Nico, che è sostanzialmente un depresso, e qua c'è un bivio nella sua vita in cui succede proprio qualcosa di simbolico, che è suo figlio che sparisce. In questo romanzo nessuno mi sembra essere pienamente sincero. Ci sono bugie piccole, bugie più grandi e ci sono tanti silenzi. Perché? Ci sono tantissime incomprensioni, in effetti, ci sono personaggi che le superano grazie proprio a un ritorno a se stessi, che è un ritorno a Puntala, ma anche un'indagine. Per esempio nel caso della coppia del libro, che sono Leo e Michela, il loro momento di insincerità viene da un'incuria che loro hanno avuto l'uno verso l'altra, un quasi darsi per scontato e avere solo aspettative l'uno verso l'altra, e soltanto pensando a quello che è veramente il valore dell'unione in generale potranno tornare a incontrarsi, ad essere appunto sinceri. L'altra grande incomprensione riguarda Bianca e Camilla, che infatti sono personaggi il cui dialogo rimane sempre mentale, immaginario. Non si incontreranno mai davvero e non si chiariranno. Spoiler. Nico è quello che sparisce. A un certo punto lo dice anche qualcuno, forse Bianca, dice lui è quello che sparisce. Sparisce fisicamente da bambino, poi sparisce e va a vivere a Londra perché, come dicevi tu, lì cerca, come dice lui stesso, l'anonimato. E anche nei club gli piace confondersi con gli altri corpi degli altri. Tanto che si innamora di Daphne perché lei gli fa una domanda. Che cosa gli chiede? Gli chiede "Are you here?", ma glielo chiede su un dance floor. Quindi è una scena sicuramente inusuale. Insomma, a me non è mai capitato in un club a Londra che qualcuno mi chiedesse se fossi effettivamente lì. Però è una domanda che cattura l'essenza di questo personaggio, che è eternamente assente a se stesso, è in fuga dal presente e trova però una forma quasi di meditazione sonora nella musica, che lui consuma in grande quantità ma anche produce. Leo invece, ci ha già un po' accennato, è una sorta di personaggio archetipo, cioè l'uomo creativo schiacciato dalla grandezza delle aspettative sue e poi degli altri, nella fattispecie di Michela, la sua compagna. Deve scrivere il grande romanzo, ma gli anni passano e scrive solo serie TV che alla fine disprezza. E intanto si trasforma anche fisicamente, ha mal di testa, non dorme, non desidera. Ci parli un po' di lui? Leo è un uomo che somatizza la propria frustrazione e anche in maniera un po' piccola, un po' meschina, la trasferisce su Michela, quando è lui stesso a non essere contento del suo percorso. Quando non si è contenti del proprio presente ci si incaglia e si torna magari alle scelte fatte nel passato perché non si trova giustificazione. E questa è anche un po' la faglia che accomuna tutti questi personaggi, questa faglia tra passato e presente che bisogna superare per arrivare al futuro. E è un po'... Io quest'autunno ho guardato Stranger Things, sono una grande fan, e ho trovato delle somiglianze tra l'Upside Down, che è questo mondo tra i due mondi, e la puntala del mio libro, in cui tutti i personaggi devono affrontare i loro demoni, che sono demoni interiori, quindi è un luogo, diciamo, uno scenario della mente, sì. Non credo che tu voglia che io racconti che cosa succede a Leo e a Michela, la sua compagna. Posso dire che è un escamotage geniale della trama. Riusciamo a parlare degli effetti di questa cosa senza dire che cos'è?
Allora, sì, sicuramente un effetto di questo fattore commedia è che questa coppia finisce per osservarsi dall'esterno in un contesto in cui altrimenti avrebbero condiviso tutto come coppia. Vengono fuori altarini e parti del carattere di ognuno che l'altro pensava di poter prevedere in ogni ambito. Altri effetti collaterali, viene meno la spontaneità, quindi risulta tutto una messa in scena, però sto già dicendo troppo a questo punto. Va bene, fermiamoci qui. Parlavi di Camilla e Bianca. Personalmente è la storia che ho trovato più struggente, questa amicizia amorosa, non saprei come definirla. C'è questa scena, la dico perché qui non c'è nessuno spoiler. Bianca crede di vedere i piedi di Camilla in uno studio in cui fa yoga a Londra, e sono passati anni da quando hanno smesso di vedersi e ancora le manca il respiro. È molto raccontato attraverso il corpo questo loro rapporto. Sì, una di loro ha un rapporto con il corpo che è una professione perché fa la ginnasta, insegna ginnastica, e per l'altra il corpo invece diventa quasi un po' una negazione di se stessa, perché fin da piccola ha un rapporto un po' di disprezzo con il proprio corpo e si contrappone sempre all'amica, come se fosse un negativo di se stessa, e si trova sempre insufficiente al confronto. Questo suo egocentrismo e narcisismo negativo le impedisce invece di vedere come lei è percepita dall'amica, e poi negli anni si troverà a rimpiangerla e anche a vederla ovunque. Lo dicevi prima, questo movimento del mare che ha il tuo libro, no? Si chiama Marea ed è diviso in 3 parti: l'alta marea, ondata e risacca, che sono i movimenti appunto dell'onda. Come mai l'hai immaginato così legato al mare? Penso che il movimento delle onde si presti molto a descrivere un processo quasi catartico della memoria, in cui quando c'è la risacca bisogna decidere cosa è emerso e cosa possiamo raccogliere dalla sabbia e cosa invece abbiamo rielaborato e si può lasciare al mare, ecco. Tutto nel tuo romanzo prende senso in questo tornare, che ci hai detto è questa sorta di sottosopra, no? Tornare a Punta Ala, tornare nel luogo dove Nico si era nascosto quando era sparito quel giorno, quando era bambino. Bisogna sempre tornare? Bisogna tornare per poter andare avanti, quindi questa faglia a un certo punto si deve poter chiudere. Infatti Nico poi sceglie di continuare la sua vita a Londra, però l'esperienza di questa estate così densa di ritorni sarà parte anche del suo processo creativo. Abbiamo dato voce a Marea di Laura Nicchiarelli, 66th and Second editore. Voce ai Libri è un podcast di Cora News, prodotto da Cora Media, in collaborazione con Intesa San Paolo On Air. È ideato e scritto da Silvia Nuccini, la cura editoriale di Simone Pieranni, in redazione Ilaria Ferraresi. Il sound design è a cura di Aurora Ricci, il project manager è Marco Paltrinieri, il producer è Alex Peverengo, coordinamento post-produzione di Matteo Scelsa. I fonici di studio sono Cristian Galdini e Lucrezia Marcelli.